La ciaciarada d'anchei, appierandi da una discussione quasi smanaffansi ma la lista piemontio, in te che parlavo del manere per dei anni alla lettura in piemontese. Allora, sia è un problema generale e non superabile, perché non è tanto il fatto che i piemontesi siano interessati al piemontese, perché non è vero, ma a piuttosto che noi altri piemontesi, insomma, non lesi in piemontese, e non è il desiderio, non è da manca dell'esi in piemontese. Per esempio, chi che arriva a questa pagina Facebook Bugianen, tante volte le più intrigata la foto della bagna cauda che ne dagli articoli che sono. Oppure tante volte quando qualcuno ha dischi cose del piemontese, non per ricordare anche cose, più lì per sortirsi in o per cui la conferenza in piemontese, ma piuttosto per dire c'è l'etimologia con la parola che aveva sentito al paese dalla nonna tanto fa, che era bella, eccetera. Insomma, io capisco perché lei ha questa fatica, ma allora francamente perché in piemontese dovrebbe lei in piemontese? Tu in merco del mondo mi butti in vede in tocca, ma se piantai sali in cui, io una snaccoseria, o ben poche snaccoserie, io ma che me lo faccio, non so la carza Clivio che diceva, mia parte la fala, in me città parlo piemontese, e finché vivo l'avrai da parlare piemontese a qualcuno, però appunto fuori da son resta ben poco. Comunque, con che sia roba da lesi in piemontese ne è tanta. Il problema però appunto è quello che dovrei lesi in piemontese. O, per dirla come il poeta Nelo Risi, non basta scrivere perché lo scritto viva, è essenziale pensare di essere letti, dato che il vero nemico è il silenzio. E lo scrivere è un atto politico, conta appunto il lettore, io lo affronto, io lo provoco, se non c'è lo invento. Vorrei solo che dall'urto nascesse una più energica morale. E naturalmente noi di umani piante l'inizio niente. Qualche anno fa, passando per Piazza Castella a Torino, l'aveva vista un professore, con un po' di darleo intorno a chiel, che con un largo gesto della mano gli ha detto il piemontese è dappertutto intorno a noi. E bien, questa per me è una cosa viva. La sua montagna, da me il piemontese è una cosa viva, dentro la mia famiglia il piemontese è una cosa viva. E comunque diceva Tavo Buracci, da Fabrizio Arnau, tanti anni fa, sempre se vista pieno in vivo. I malavi terminali sono ancora vivi, sono ancora pa morti. Allora, noi, fuma per il piemontese, ognuno di noi fa per il piemontese, non capisce secondo il suo desiderio, secondo le sue possibilità. Questa è una battaglia persa, a Pelesi, ma non persona aventa neanche la gioia fino alla fine.